Bene, eccoci qua, buonasera a tutti. Questa è la diretta dell'Associazione Astronomica Nuorese, dal planetario della città di Nuoro. Stasera, in collaborazione con la Notte dei Ricercatori, vediamo di fare una piccola chiacchierata sul planetario, con il planetario, su quello che è il cielo visibile stanotte, oppure quello che c'è, che possiamo vedere dal planetario stesso. Faremo un piccolo viaggio partendo dal Sole, i pianeti visibili, ripeto, questa sera, le costellazioni, fino ad arrivare agli ammassi di stelle che naturalmente non sono visibili a occhio nudo, ma col planetario possiamo simulare e almeno immaginarli, vederli, insomma. La nostra trasmissione si chiama Ai confini dell'universo, al confine dell'infinito, non ricordo più come abbiamo messo, ma giusto viaggio all'infinito, qualcosa del genere. Giusto perché quello che noi vediamo a occhio nudo molto spesso non è la realtà, ecco, forse era ai confini della realtà il nostro titolo. Col planetario riusciamo a fare questo piccolo viaggio. Speriamo che siate in tanti ad ascoltarci, a vederci, chi ha voglia naturalmente di seguirci nelle varie pagine, oltre alla pagina del planetario della città, il planetario di Nuoro, siamo collegati con il planetario con l'Associazione Astronomica Nuorese e poi naturalmente tutte le pagine della Notte dei Ricercatori. Bene, cominciamo. Io sono Tommaso, faccio parte dell'associazione e come abbiamo diversi amici che sono venuti a trovarmi, giusto per non lasciarmi solo, per non lasciare il planetario completamente sguarnito di pubblico alle debite distanze con le mascherine, io sono molto lontano e per chiacchierare non uso la mascherina, loro mi scuseranno, ormai lo sanno, però è giusto per avere qualcuno che parlare da soli è un po' poco gratificante, almeno ho convinto questi 4 amici, giusto 4, a venire qui e farmi da supporto. Bene, allora iniziamo pure. Questo che voi potete osservare qui sotto dove io indico col mouse è il nostro Sole, la nostra stella che volge al tramonto. Vedete, indica il punto cardinale sud-ovest, io adesso lo indico un pochino meglio. Il Sole è una stella, il nostro Sole è una stella abbastanza piccola e i discorsi che facciamo stasera sono discorsi per tutti, perciò chi mi ascolta e che è molto avanti, molto preparato, mi scuserà se uso termini magari poco scientifici o poco adeguati al loro livello di preparazione, ma dobbiamo rendere questa oretta fruibile anche ai bambini, perciò vi chiedo scusa per questo. Dicevo, il nostro Sole è una stella abbastanza piccola, è figlia, da quel che sappiamo, di una stella di seconda generazione, nata dalla morte di una stella che c'era in precedenza. È una stella appunto piccola che naturalmente con la sua funzione ci dà la vita, per fortuna. Che cosa possiamo dire del Sole? Come tutte quante le stelle è fatto di gas. È fatto di gas, prevalentemente di idrogeno e di elio. In questo momento il Sole sta trasformando l'idrogeno di cui è formato all'interno in elio e in questa trasformazione abbiamo la produzione di energia. Tutte le stelle base funzionano così. Poi naturalmente le stelle più grandi hanno trasformazioni leggermente diverse. Dopo che il Sole ha finito di trasformare l'idrogeno in elio, se la stella è sufficientemente grande, sufficientemente massiccia, trasformerà l'elio in altro materiale. Molto spesso diciamo il Sole brucia, non è un termine molto corretto, il Sole trasforma la materia di cui è fatto in altra materia. Lo facciamo volgere al tramonto perché quello che è più interessante è vedere quello che poi è il cielo notturno. Il Sole non lo guardiamo mai in effetti perché ci accega con la sua grandissima luminosità. Andiamo un pochino più avanti. Qui scorrono i minuti. Io sono andato un pochino prima nel tempo, in realtà il Sole a quest'ora è già tramontato
ma era giusto per avere un'idea e partire da una... Ok, il nostro... Ecco qui, guardate, già sorge, non è ancora tramontato del tutto il nostro Sole, ma qui abbiamo la nostra Luna, già visibile ancora prima che il Sole tramonti. La Luna è il nostro satellite naturale, l'unico satellite naturale che ha la Terra, che è di estrema importanza. Proviamo a fare una zoomata sulla Luna e vedere come dovrebbe vedersi se noi la osserviamo anche con un piccolo strumento. Eccola qui. La Luna non è, si trova in fase di luna crescente, fra qualche giorno sarà piena, mi sembra che sia il 30 piena se non ricordo male, sarà in fase appunto totalmente illuminata, la faccia che volge a noi, e se la osserviamo con un piccolo telescopio riusciamo a vedere benissimo i suoi cosiddetti crateri, i cosiddetti mari. È un satellite molto importante, grazie a lei, da quel che gli scienziati ci dicono, la vita ha avuto modo di potersi evolvere qui sulla Terra. Non è un pianeta, non è un satellite che è sempre esistito, è stato diciamo acquisito dalla Terra con un evento un po' catastrofico. Scusa. Ci dicono che siamo basso con l'audio, non so se così va meglio, proviamo a sollevare un po' il microfono. Scusate un attimo. Ok? Adesso dovrebbe andare un pochino meglio, spero. Ci confermate che va meglio l'audio? Un problema tecnico che stiamo risolvendo, spero. Ok, perfetto, così mi dicono che va bene. Qualcuno che è collegato con noi ci ha fatto notare questo. Se avete perso qualcosa, in effetti non ho detto granché, ho parlato un po' del Sole, della stella Sole, adesso stiamo parlando della Luna. Dicevo, la Luna è stata acquisita dalla Terra grazie a un evento, grazie, non so se sì, grazie perché grazie a lei siamo vivi, siamo qui. Dopo un evento catastrofico, un pianeta vagabondo, possiamo dire così, nel sistema solare si è scontrato con la Terra e in questo scontro, i resti di questo scontro hanno dato origine alla Luna. E questo ha fatto sì che la Terra venisse un po' stabilizzata nella sua rotazione, nella sua orbita, nella sua inclinazione, e ha fatto modo che la vita potesse nascere, poi che le stagioni potessero evolversi e nascere continuamente e durare a lungo, appunto fare in modo che la vita potesse poi evolversi. E proseguiamo un attimo il nostro percorso, perché oggetti da osservare, da osservare stasera ce ne sono diversi. Continuiamo a fare tramontare il nostro Sole, vedete la Luna sta sorgendo verso est. Ok, adesso abbiamo un problema con la webcam, problemi tecnici non ne mancano, riproviamo un attimo. Dopo che abbiamo provato e riprovato tante volte, la diretta è sempre così, il bello della diretta. Ok? Ah, ok. Scusate un attimo. Allora, portate un attimo di pazienza, ci siamo accorti che abbiamo lasciato la webcam accesa prima che non c'eravamo e si è scaricata la sua batteria interna, ma provvediamo immediatamente a cambiare. Un minuto di pazienza.
che ci siamo, scusate ancora, ma sapete, è la prima volta che facciamo una diretta sia su Facebook sia su YouTube, perciò siamo veramente poco esperti. Siamo poco esperti un po' in tutto, è la verità. Però questa è veramente la prima volta. Le prove sono sempre andate bene e capita proprio così, quando tu fai le prove è tutto ok. Dopodiché, quando vai nella maniera ufficiale, capitano i problemi tecnici come questo. Sono in due, non riescono a fissare la webcam. No. Ci dovremmo essere, tutto questo tempo lo recuperiamo fino alle 10, se voi rimanete qui in diretta siamo qui. Ok? Perfetto. Vedete, ho fatto un attimino, trascorre un attimo il tempo, non è ancora tramontato del tutto il sole, vedete già che sorge diversi pianeti. Abbiamo qui Giove, il gigante del sistema solare, e abbiamo anche Marte, il re degli dei. Gli diamo un'occhiata da vicino a entrambi. E vicino a Giove c'è un altro pianeta che è Saturno. Zoomiamo un attimo. Eccolo qui. Se avete la pazienza e la voglia di osservare fra qualche giorno, anzi esattamente il 21 di dicembre, Saturno e Giove saranno in congiunzione, saranno talmente vicini che sembreranno un corpo unico. Fra un attimo ve lo simulo e vedrete come saranno belli. Giusto un'occhiata su Giove, pianeta gassoso, il gigante. Ecco qui Giove con le sue 4 lune, Callisto, Io, Europa, Ganimede. Molto interessanti sono queste 2 lune, Io e Europa. Europa è una luna completamente ghiacciata, dove sotto questo ghiaccio si pensa, anzi sicuramente c'è del mare liquido. E Io invece è una luna che è attiva geologicamente. Ci sono tantissimi vulcani dove il magma esce, ma esce in maniera un po' particolare. La forza di gravità di Giove succhia, possiamo dire così, il magma dall'interno di Io. Guardate quest'ombra è l'ombra del pianeta, della luna di Giove. Fra un pochino, se noi facciamo scorrere il planetario, simuliamo il movimento più veloce di Giove, quest'ombra naturalmente scorrerà lungo tutta la superficie di Giove, poi naturalmente fra qualche ora Io andrà al retro di Giove. E poi Saturno, bellissimo Saturno, con i suoi famosissimi anelli, fantastico, è forse l'oggetto più bello visibile con i nostri telescopi, perché con i telescopi si riesce a osservare bene. Saturno è un pianeta gassoso poco denso. Se noi potessimo prendere Saturno e metterlo in una bacinella d'acqua sufficientemente grande, perché lui è enorme, ha un diametro di circa 100.000 km come pianeta e gli anelli circa 300.000 km, quasi la distanza Terra-Luna. La distanza Terra-Luna è mediamente 380.000 km, però gli anelli di Saturno sono circa 300.000 km. Comunque dicevo, se noi potessimo prendere Saturno e metterlo in una bacinella d'acqua, lui galleggerebbe come una piccola barchetta. Vi simulo l'effetto che avremo, insomma, quello che potremo osservare il 21 di dicembre.
perché è veramente fantastico. Mi sposto un attimo con la data, vado al 21, ecco qui. Guardate, Giove e Saturno sembrano un tutt'uno. Vedete, prima erano separati, adesso addirittura i nomi e i pianeti sembrano uno sopra l'altro. Naturalmente se noi zoomiamo un pochino vediamo che c'è una certa separazione. Eccoli qua. Giove e Saturno. Però l'effetto che vedremo è questo, sono molto molto vicino, perciò chi ha voglia di fare delle fotografie, il giorno verrebbero delle fotografie fantastiche, anche perché è un effetto abbastanza, un effetto, una congiunzione che non capita spesso, insomma. Andiamo verso Marte, l'altro pianeta visibile, però torniamo alla data di oggi, perché noi stiamo osservando il cielo attuale. Ecco qui Marte. Marte che era in congiunzione con la Luna l'altro giorno, cioè la Luna si trovava più o meno in questa posizione, e Marte è il pianeta rosso, dove ultimamente stanno atterrando, ci stanno andando diverse sonde, perché sarà molto probabilmente il futuro, il prossimo pianeta in cui l'uomo metterà piede, almeno così dicono, insomma. Io la vedo un po' difficile, è abbastanza, ci vorrà secondo me ancora un po' di tempo. La distanza di Marte, nonostante non sia eccessiva, i tempi per il viaggio sono ancora troppo lunghi. Ecco qui, gigante rosso, e dove Schiaparelli aveva notato dei canali e perciò pensava che fosse abitato, che ci fosse stata una civiltà, e in realtà non erano dei canali, ma erano dei canali naturali, non dei canali costruiti dall'uomo. Però la cosa interessante è che su Marte hanno trovato sulle calotte dell'acqua e perciò la possibilità di una futura colonizzazione potrebbe avvenire appunto sfruttando l'acqua che c'è sulla superficie del pianeta o all'interno del pianeta. Anche sulla Luna da poco hanno trovato dell'acqua eh, oltre che nelle calotte nel Polo Sud, anche all'interno della superficie terrestre. Però è acqua sotto forma di permafrost, mi sembra che si dica così. Bisogna stritolare, no? Oppure no? Più che estrarla, strizzare, frantumare le rocce e strizzarla dalle rocce. Bisogna strizzare tanta roccia per avere un bicchiere d'acqua, però è una cosa fattibile. Eh, vedete qui sulla Luna abbiamo anche Urano, un pianeta gassoso anche lui, visto che ci siamo facciamo un viaggio anche verso Urano. Eccolo qui, un pianeta abbastanza lontano, Urano. Anche Urano ha gli anelli come Saturno, però non sono assolutamente visibili eh, con i nostri telescopi. Anche Giove ha degli anelli visibili soltanto ed esclusivamente con le sonde, molto molto tenui. Tutti i pianeti giganti, cioè quelli gassosi, esterni, chiamati così pianeti esterni, hanno, formati da gas, hanno una sorta appunto di anelli. Saturno in modo particolare, infatti è spettacolare, è bellissimo per quello. Torniamo un attimino indietro e vediamo i pianeti visibili stasera sono questi. Li ricapitolo, oltre alla Luna abbiamo Marte, Urano che non è visibile a occhio nudo se non sapere esattamente dov'è, è fuori dalla città, e poi Giove e Saturno che volgono al tramonto, eccoci qua. Se voi notate qui al nostro planetario già si vede una bellissima Via Lattea. Via Lattea che è il nome della nostra galassia, anzi la nostra galassia si chiama galassia con la G maiuscola, le altre galassie hanno dei nomi propri tipo Andromeda, Nube di Magellano, insomma altre
nomi di questo tipo. La nostra invece si chiama galassia, soltanto così, galassia, oppure Via Lattea. Via Lattea perché osservata a occhio nudo sembra quasi una striscia, un fiume biancastro, bianco, dove la mitologia ci dice che Ercole succhiava il latte dal seno della madre, lo succhiava talmente forte che il latte veniva spruzzato fino all'universo, sono le stelle, formando appunto questo fiume di latte. La Via Lattea ha diverse mitologie, per esempio noi in Sardegna, in modo particolare in Barbagia, la chiamiamo Zavia Zapazza, tradotto per chi ci ascolta non sardo, vuol dire la via della paglia. E anche questa ha diverse storie. Non sto qui a raccontarvele tutte, ma una in modo particolare ve la posso anche accennare. La via della paglia, Zavia Zapazza, qui da noi si usa, o si usava, ormai non si usa praticamente più, specialmente nei paesi interni, fare quasi uno scherzo ai ragazzi che si fidanzavano di nascosto dai genitori. Allora gli amici facevano la spia, diciamo così, mettendo dei mucchietti di paglia lungo la via fra le due case, in modo che i genitori scoprissero la tresca. A mo' di pollicino, i genitori seguivano i mucchietti di paglia. Oppure ci sono anche altre storie, naturalmente, che raccontano storie leggermente diverse, però questa è la più romantica, diciamo così. È composta da milioni e milioni di stelle. Fra noi e queste stelle, molte domande che mi fanno è come mai non vediamo la luce oppure vediamo questa parte scura? È perché fra noi e queste stelle abbiamo tantissima polvere, tantissimi numeri di gas, tantissimo altro materiale che ci oscurano. Naturalmente le distanze poi sono enormi tra noi e queste stelle e ci oscurano la loro luce. Questo è un braccio, perché la nostra galassia è una galassia a spirale, è un braccio della nostra galassia. Per i più piccoli, quando dicono una galassia a spirale, dobbiamo confrontarla con una girandola, classica girandola con il centro dove è il perno e poi dove soffia il vento che fa girare la girandola sono le braccia, giusto per avere una idea di come potrebbe essere. E se c'è un vento intergalattico che fa girare la nostra Via Lattea, non lo so, mi piace anche pensarlo, ma anche se le cose sono diverse. E, ripeto, questa Via Lattea è composta da milioni, milioni, milioni di stelle. La nostra galassia ne contiene circa 200-300 miliardi di stelle. Provate a immaginare se ogni stella, come il nostro Sole, contiene oppure ha dei pianeti che gli ruotano attorno. Tutte le stelle probabilmente hanno degli altri corpi minori che gli ruotano attorno, come il nostro Sole. Perciò se il nostro Sole ha 7, 8, 10 pianeti, 9 pianeti, quanti sono con tutti i milioni di asteroidi che gli ruotano attorno, e la nostra galassia contiene 200 miliardi di stelle, quanti pianeti ci possono essere attorno, cioè quanti pianeti ci possono essere nella nostra galassia? E quante forme di vita ci potrebbero essere? Perché noi non possiamo pensare di essere gli unici in questo universo. Le probabilità che le forme di vita o la forma di vita nasca su altri pianeti simili a quelli terrestri sono molto alte. Cos'è che ci rende difficile scoprirlo? Le distanze. Le distanze sono troppo elevate e con i mezzi che abbiamo adesso non riusciamo naturalmente a scoprire nessuna forma di vita in modo particolare. E anche i pianeti abitabili stiamo iniziando adesso a trovare pianeti che possono essere in una certa posizione tale che la vita possa nascere. Ci sono degli studi particolari con dei telescopi che sono messi apposta, che studiano appunto i pianeti che scoprono, cercano di scoprire i pianeti che ci sono al di fuori del sistema solare e cercano di capire se sono abitabili, se hanno la possibilità di
poter essere abitati appunto da altri esseri viventi, che possono essere diversi da noi, magari in maniera figurativa. Magari, faccio un esempio, possono avere 3 occhi, 4 braccia, ma la base sarà sempre la stessa, sarà sempre simile alla nostra. Chissà se un domani riusciremo ad avere un contatto con qualche altra forma di vita intelligente. Sicuramente se ci vedono scapperanno, diranno questi non sono proprio intelligenti, visto le cose che combiniamo qui. E andiamo avanti. Il nostro sole è tramontato, non ho fatto sorgere le stelle, ma le facciamo sorgere subito. Ecco qui le stelle che sono visibili questa sera, qui a Nuoro, ma in tutta Italia, insomma, cambierà forse qualcosa l'altezza di qualche stella. E tutte queste stelle messe così quasi a caso sono oggetti molto belli e molto particolari. Da poco abbiamo avuto la conferma che le stelle più grandi del nostro Sole trasformano appunto, mi sembra che sia notizia di qualche giorno fa, trasformano appunto per poter vivere oltre l'idrogeno e l'elio anche altra materia, l'elio e il carbonio in ossigeno e così via. Si è avuto proprio la valenza scientifica, cioè l'esperimento è stato, cioè sono stati individuati degli elementi, dei neutrini che arrivano da questo tipo di stelle che confermano appunto la teoria che avevamo prima. Finora avevamo appunto soltanto la teoria che le stelle più massicce potessero bruciare, virgolettato, bruciare materiali più leggeri, materiali più pesanti, fino appunto ad arrivare al ferro. Adesso abbiamo le prove con degli strumenti particolari che sono sotto la superficie terrestre. Tantissime stelle, io ne clicco una a caso, vediamo questa come si chiama, giusto per... questa si chiama Alpha-Rez, si trova nella costellazione di Andromeda. Costellazioni, ormai tutti sappiamo cosa sono le costellazioni, ormai chiunque svolge lo sguardo al cielo, perlomeno se lo guarda da un po' di tempo, sa che cos'è una costellazione. In realtà molte persone invece non lo sanno. Costellazioni è un raggruppamento di stelle che apparentemente sembrano legate fra di loro, cioè formano un insieme di stelle, formano una figura. E questa figura sono figure, possiamo dire, primordiali, sono nate assieme all'uomo. L'uomo, da quando ha iniziato a guardare il cielo, ha osservato e inventato qualcosa che fosse simile a lui o che gli ricordasse qualcosa che lui ha fatto, qualche gesta, qualcosa del genere. Perciò abbiamo il cavallo nel cielo, abbiamo il cacciatore, il leone, e tutte figure che possono essere mitologiche oppure anche, come posso dire, terra-terra, tipo, non so, il compasso, il quadrante, costellazioni nate in epoca più moderna. Le costellazioni antiche sono tutte costellazioni nate con l'uomo, comunque mi dicono? No? Okay. No, niente, c'era una comunicazione di servizio, ma andiamo avanti. Gli uomini osservavano questo cielo e non sapevano che le stelle erano stelle, per loro erano degli... Ok, questo microfono ci dà problemi, adesso dovrebbe andare meglio. Dicevo, gli uomini non sapevano che le stelle erano stelle, per loro erano delle cose sovrannaturali, degli dei che di notte apparivano e di giorno sparivano, perciò dovevano avere la loro benevolenza e da loro cercare appunto il benestare, oppure potevano essere puniti da questi esseri superiori che appunto, ripeto, non sapevano che erano stelle. E allora che cosa hanno inventato? Hanno inventato, iniziamo a vedere qui alcune figure, ecco qui, questa è la costellazione dei pesci con altre costellazioni.
ma le vediamo tutte, vediamo se riusciamo a vederle completamente, tutte le figure che gli uomini hanno inventato nell'arco dei millenni. Ecco qui. Tutte le stelle, voi vedete, sono divise, raggruppate in delle figure. Per noi è molto comodo questo sistema, per noi moderni, ma anche naturalmente per gli antichi, perché quando io dico ho visto una cometa o una stella cadente o un oggetto strano nel cielo, la gente mi dice sì, nel cielo dove? Il cielo è grande. Ma se io dico ho visto una cometa nella costellazione di Pegaso, so già dove andare a guardare e vado a guardare nel quadrato di Pegaso, eccolo qui, oppure nella costellazione di Andromeda. Queste sono le figure che, unendo le stelle come i puntini, ci danno, ma gli antichi hanno immaginato queste di figure. Ecco qui il nostro Pegaso, il nostro cavallo alato che Perseo usava, il cavallo alato che è nato dal sangue della Gorgone dopo che Perseo aveva appunto ucciso la Gorgone. La Gorgone era Medusa, quella donna cattivissima con i capelli a forma di serpente che pietrificava chiunque la osservasse, o chi voleva lei naturalmente. Perseo con uno stratagemma riuscì a sconfiggerla e dal sangue della Gorgone nacque Pegaso, il cavallo alato. E la figura che gli antichi immaginavano era questa, il cavallo con la testa e parte del corpo, perché di questo gruppo di stelle fa parte poi naturalmente anche un'altra costellazione che è Andromeda. Vediamo se salta fuori, eccola qui. Andromeda che era la figlia di due personaggi poco rassicuranti, possiamo dire così, di Cefeo e Cassiopea, sovrani dell'Etiopia, Etiopia non l'Etiopia attuale, Etiopia immaginaria antica. La loro figlia incatenata, sacrificata per la vanità della madre. Comunque Perseo, non la faccio lunga, Perseo salvò Andromeda dal triste destino della sua morte e la sposò, dando poi origine alla stirpe dei Troiani. Ebbe 13, la storia è lunghissima. Il cielo è un libro aperto, se noi osserviamo qualsiasi costellazione ha decine di storie che gli uomini hanno inventato e tutte hanno poi degli scopi, dei fini, molti abbastanza ludici oppure tragici, e comunque sono estremamente belli da leggere, da ascoltare, insomma. Voglio farvi vedere tutte le costellazioni che gli uomini hanno inventato, vediamo se saltano fuori. Eccole qui. Se noi osserviamo il cielo così a occhio, dovremmo immaginarci il cielo visto così, con tutte le costellazioni. Ogni gruppo di stelle ha la sua figura, ce ne sono tantissime, il cigno, la lira, il drago, appunto Cefeo, l'orsa maggiore di cui fa parte il grande carro, ecco qui giro in modo che lo vediamo, il grande carro con appunto l'orsa maggiore, grande carro utilissimo per trovare la stella polare. Ecco qui la nostra stella polare con l'orsa minore. La ingrandiamo un pochino, mi dicono di ingrandirla, ecco qui. Oh. Va bene? Stella polare, stella importantissima, stella che ci indica il nord velo, quello geografico. Molte volte mi dicono ma io uso la bussola, se non vedo la stella polare uso la bussola. Io dico sì, tu usa la bussola ma dappertutto vai fuorché a nord, perché la bussola segue il nord geografico, quello magnetico terrestre. Ho sbagliato, non quello geografico, quello magnetico, che varia col tempo. Perciò se tu vai seguendo il nord, specialmente le bussole meccaniche, dappertutto vanno fuorché a nord. Le bussole attuali, quelle elettroniche, hanno questa correzione, poi con il GPS ormai non abbiamo più bisogno. In realtà
molto meglio conoscere la posizione delle stelle, perché le cose elettroniche tendono a guastarsi, e conoscere il cielo secondo me c'è più utile e poi è molto più romantico e molto più bello. Ritorniamo alla posizione attuale. Se voi guardate, mi fermo solo da questa parte, togliamo tutte, ecco qui. Se voi guardate adesso verso sud-est, a quest'ora sta sorgendo la costellazione di Orione, costellazione mitologica grandissima, bellissima, dove al suo interno abbiamo degli oggetti molto molto interessanti. Non so se si vede, se si vede, ecco qui Sirio, la stella più luminosa del nostro firmamento. Sirio dista da noi soltanto 10 anni luce, 8 e mezzo veramente, io stavo arrotondando. Vuol dire che la sua luce, viaggiando a circa 300.000 km al secondo, impiega 8 anni ad arrivare fino a noi. Vediamo le stelle non come sono, ma come erano. Quello che dico sempre quando faccio qualche chiacchierata così a planetario, appunto, noi vediamo il nostro cielo al passato, qualsiasi oggetto che noi lo vediamo com'era e non com'è. Un concetto un po' particolare, un po' strano, che se qualcuno vuole può magari scriverci anche in chat, vediamo se riusciamo a rispondere, se qualcuno può fare qualche domanda, magari il mio assistente mi dà una mano. Però è così, le distanze sono enormi. Non so, se noi volessimo viaggiare e andare sul Sirio con i mezzi attuali, impiegheremo qualche migliaio di anni ad arrivare su questa stella. Giusto per avere un'idea, un anno luce corrisponde a circa 10.000 miliardi di chilometri. Ho arrotondato, è un pochino inferiore, però 10.000 miliardi di chilometri, un numero che la nostra mente non riesce manco a immaginare. Io tutti questi zeri uno dietro l'altro non so neanche quanti sono. E dire un anno luce mi viene più facile, e viene più facile anche fare i calcoli. Quanto dicono? 14 zeri mi dicono, 10 più 14 zeri. Ah, 10 più 13 zeri, ok. Vedete, ignorante che sono, visto talmente complicato che appunto la mia mente limitata non ci riesce. Come? No, vabbè, sì, mi dicono non bisogna essere molto intelligenti, è vero, però vabbè. Zoomiamo un attimo, anzi mi soffermo un attimo su questa stella, Betelgeuse. Poi andiamo, tolgo un attimo la figura che... Ok. Betelgeuse è una super gigante rossa, è una stella che il scorso anno ha diminuito la sua luminosità e tutti hanno gridato: ecco, Betelgeuse sta per esplodere, Betelgeuse sta per esplodere. Sì, esploderà, esploderà perché è alla fine della sua vita, però non quest'anno. No, o perlomeno se esploderà quest'anno noi lo sapremo fra 400 anni, perché la distanza di questa stella è di circa 400 anni luce. Perché ha cambiato luminosità Betelgeuse? Perché ha espulso dalla sua superficie una certa quantità di materia che, raffreddandosi, ha diminuito la sua luminosità. È una stella enorme, molto molto grande. Pensate che, facendo un raffronto con la nostra stella, con il nostro Sole, il nostro Sole ha circa 1.300.000 chilometri di diametro, questa stella ha un diametro di circa 600 milioni, cioè è grandissima, cioè circa 600 volte più del nostro Sole. È poco densa perché è una gigante rossa che si sta espandendo, si sta gonfiando come un grosso palloncino e prima o poi esploderà. Non tarderà, da quel che dicono i nostri scienziati. Ma dalla morte di questa stella nasceranno sicuramente altre stelle. Guardate, adesso ci avviciniamo un attimo sempre sulla costellazione di Orione, perché questa costellazione è visibile a occhio nudo. Ecco, se vi ricordate, aveva la forma del gigante, questo è il braccio teso con la spada non l'ascia, il bastone che aveva in mano. Qui tiene la pelle
del leone in mano, che il leone che lui aveva vinto, sembrerebbe addirittura anche un arco, a seconda di quello che ci vogliamo vedere, ma se vogliamo avere poca fantasia, a me sembra una caffettiera. Guarda, questo è il cappuccio della caffettiera, il beccuccio è la parte dove apriamo, che mettiamo il caffè, e qui dove poggiamo sul fuoco. Chiaramente la caffettiera non esisteva quando gli uomini hanno inventato o hanno visto in questa costellazione un gigante. È sicuramente molto più romantico vedere un gigante che sta lottando, sta cercando di lottare con un animale, in questo caso il toro, che non una caffettiera, che è veramente poco romantico, per quanto buono possa essere il caffè. All'interno di questa costellazione abbiamo una nebulosa, detta una nebulosa riflessione, una nebulosa che si può osservare molto bene anche con piccoli binocoli. Naturalmente, se volete fare delle fotografie, è qualcosa di spettacolare, perché si riesce a fotografare anche con piccoli strumenti. Questa nebulosa è molto 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 grande, all'interno di quella luce che ha, la luce è perché stanno nascendo decine di nuove stelle che illuminano il gas di cui è formata questa nebulosa. È una culla questa nebulosa, dove nascono appunto le nuove stelle. Le stelle nascono dall'aggregazione del gas di cui è formata la nebulosa, e con l'addensarsi, con acquisire sempre più materia, questa stella, a causa della forza di gravità, questa protostella prima o poi brillerà, perché le pressioni e le temperature interne arriveranno a temperature e pressioni tali che la stella potrà, la protostella potrà innescare reazioni nucleari. Vedete, qui a fianco ce ne sono altre di nebulose, è una zona molto ricca di nebulose, e ripeto, tutte facilmente osservabili in questo periodo. Vedete questa parte più scura? Qui si vede ecco qui, in modo particolare questo, vediamo se riusciamo a inquadrarlo. Chiaramente la trasmissione non so se sarà delle migliori, però vedete questa nube qui? Ecco, questa è una protostella che prima o poi inizierà a brillare come queste altre stelle. Di queste nubi di gas all'interno della nostra galassia ce ne sono tantissime, talmente tanta che sì, riusciamo a calcolare la massa, sappiamo più o meno quante sono, o perlomeno sapere quanta materia c'è nella nostra galassia. Sappiamo anche che queste stelle, queste nubi appunto creano nuova vita, ma ci sono nubi invece che sono nubi di stelle che sono morte, che hanno finito la loro vita. Per esempio vi voglio far vedere che fine farà il nostro Sole fra qualche tempo. Anzi, prima di farvi vedere questo, vi faccio vedere con chi sta combattendo Orione. Ecco qui il nostro Toro, che sta insidiando le Pleiadi, che sono questo gruppo di stelline qui. Vediamo con le costellazioni, ecco qui, Toro e Orione. Anche in questa costellazione ci sono delle nebulose, e in modo particolare ci sono i resti di una supernova, cioè di una stella che è esplosa circa 5-6 mila anni fa, e che gli astronomi cinesi hanno potuto osservare anche in pieno giorno per diverso periodo. Fra un pochino ve la farò vedere, la zoomiamo insomma un pochino, perché andiamo per gradi. Abbiamo visto dove nascono le stelle, la nostra galassia dove vivono. Naturalmente vediamo poi come la nostra stella, anzi vediamo anche le città, chiamiamole così, di dove le stelle si raggruppano, perché abbiamo le stelle non sono mai sole, ma stanno sempre assieme ad altre stelle chiamate ammassi. Ammassi aperti se contengono poche stelle, diciamo da
qualche decina, qualche centinaio, oppure ammassi globulari se hanno centinaia di migliaia di stelle. Vediamo prima per esempio un ammasso aperto, tipo questa che delle Pleiadi di cui vi accennavo. Togliamo le figure. Guardate quanto è bello questo ammasso qui, le Pleiadi. A occhio nudo noi vediamo 7 di queste stelle, 7 stelle erano le 7 figlie di Poseidone, dio del mare, le ninfe del mare, bellissime, veramente belle. Queste stelle stanno attraversando nel loro movimento ancora la nube di gas primordiale che li ha generate. Viaggiano tutte quante assieme alla stessa velocità, per quello fanno parte dello stesso ammasso, e sono tutte quante stelle giovanissime, tant'è vero che il loro colore è azzurro. Noi sappiamo l'età delle stelle, riusciamo a calcolare l'età delle stelle dal loro colore, anche dal loro colore. Le stelle che invecchiano tendono al rosso, e invece le stelle giovani tendono all'azzurro bianco. Più sono giovani, più sono calde. Per esempio il nostro Sole è una stella di media età, possiamo chiamarla così, mezza età, ha una temperatura superficiale di circa 5-6 mila gradi, e a quella temperatura noi vediamo la stella di colore arancio-rossa. Se noi aumentiamo la temperatura, il colore varia, e varia dal rosso, viola, azzurro, poi bianco, ad arrivare fino appunto a 30, 40, 50 mila gradi superficiali. All'interno le superfici sono all'interno le temperature sono molto elevate, all'interno delle stelle abbiamo milioni di gradi. Il nostro Sole, per poter produrre energia, ha bisogno di almeno 10-15 milioni di gradi. E più è massiccia la stella, più è alta, cioè più è massiccia e più è pesante il suo carburante, chiamiamolo così, cioè più è pesante l'elemento che deve trasformare, più è alta la temperatura. Per esempio, per trasformare l'elio, la temperatura interna deve essere di circa 100 milioni di gradi, una cosa pazzesca. Ammasso aperto. Vediamo adesso un ammasso globulare, giusto per avere un ammasso esterno alla nostra galassia. Gli ammassi aperti sono tutti interni alla nostra galassia, cioè fanno parte della nostra Via Lattea. Gli ammassi globulari invece sono esterni, ruotano attorno alla nostra galassia. Proviamo a richiamare, vediamo, possiamo richiamare questo qui, M15. M15, ce l'ho sotto l'orizzonte, ma togliamo l'orizzonte e lo vediamo senza problemi. Okay, vediamo, eccolo qui. Si trova nella costellazione di Pegaso, M15, e vediamo se è visibile. Eccolo qui, pensavo fosse più bello, ma ne troviamo uno più bello perché è poco luminoso. Vedete che contiene centinaia di migliaia di stelle, però questo è poco visibile forse al planetario, nel senso nella trasmissione. Cambiamo e vi faccio vedere un altro ammasso, tanto abbiamo la possibilità di farlo qui al planetario, cosa che non è possibile fare dal vivo, insomma, se non vedere gli oggetti visibili in quel momento. Forse questo è un pochino più bello, eccolo qui, guardate quanto è bello M2. M sta per Messier, che è l'astronomo francese che li aveva scoperti e catalogati. Contiene 300.000 stelle, 400.000 stelle, vista da noi circa 32.000 anni luce. Cioè la luce di questo ammasso che stiamo osservando adesso, anche se è simulato al planetario, è partita 32.000 anni fa. Pazzesco, insomma, veramente bellissimo. Vediamo se mi dice quante stelle contiene. No, forse no, ma mediamente contengono dalle 2 alle 3, 400.000 stelle. Ci sono ammassi più compatti che contengono fino a 500.000 stelle, e sono tutte quante stelle nate dalla stessa nube primordiale, cioè sono stelle
che hanno quasi tutte la stessa età. Diciamo, questa è una città dove vivono le stelle. E dopo che abbiamo visto dove vivono le stelle, vediamo come il nostro Sole si evolverà quando morirà. Perché sì, anche il nostro Sole prima o poi morirà. Ci vorranno circa 5 miliardi di anni ancora, più o meno, miliardo più, miliardo meno. Naturalmente noi non ci saremo, chi ci sarà? Qualcuno mi dice, tu lo dici, ma sì, ma sì, saremo nati, rinati, perché come sapete nulla muore, cioè tutto si trasforma. Anche quando moriamo noi, i nostri atomi andranno a formare altra materia. Chissà, magari in passato ero un lombrico oppure un dinosauro. Più probabile. O magari una gocciolina d'acqua, non lo so, qualcosa del genere. E, e, cerchiamo questa nebulosa che ci fa vedere il nostro Sole come sarà alla sua morte. Anche questa sotto l'orizzonte, ma noi l'orizzonte lo togliamo perché sì, la Lira è già tramontata. Faccio vedere questa perché è un oggetto che vediamo non adesso, ma lo vediamo d'estate, perché è un oggetto molto bello da vedere e facilmente osservabile. Guardate questo anello, infatti questo si chiama nebulosa anulare, in questo caso della Lira, perché fa parte della costellazione della Lira. E all'interno c'è il resto della stella che è esplosa, questa stellina qui, è una nana bianca. Il nostro Sole, quando morirà, tutti i gas superficiali saranno espulsi verso l'esterno e rimarrà solo il suo nucleo, che non avendo più materia da poter trasformare si raffredderà, appunto, durerà miliardi di anni la nana bianca prima di spegnersi del tutto. Non produrrà più energia, ma rimarrà calda per miliardi di anni. E qualcuno potrà osservarlo naturalmente, però formerà questo anello. Guarda che questo anello non è un vero e proprio anello. Voi provate a immaginare l'esplosione di qualcosa, tante volte abbiamo visto, l'esplosione non è mai in una direzione solo. La stella quando esploderà i suoi gas esterni, li, possiamo dire, li manderà in due direzioni diverse, praticamente opposti. La forma che assumerà questa nebulosa sarà la forma di una clessidra. Avete presente le clessidre, quelle che si usano naturalmente per misurare il tempo, o che si usavano per misurare il tempo? Ecco, come scusa? Mi dicono di alzare la voce, mi sto sgolando, ho avvicinato il microfono il più possibile, perfetto. Vi dicevo, avete presente una clessidra dove passa la sabbia, il punto più stretto, ecco lì avremo quello che rimane della stella. E i due lobi saranno i gas che il Sole, la stella, sta mandando via. Noi stiamo osservando questa nebulosa vista da sopra, come se stessimo osservando dalla testa di questa nebulosa, noi esattamente in perpendicolare, ma ci sono nebulose di questo tipo dove si vede esattamente la forma di questa clessidra. Ha dei colori bellissimi questa stella, questa nebulosa qui. Ripeto, è facilmente osservabile con dei piccoli strumenti e anche facilmente fotografabile. Adesso in questo momento è già tramontata, ma fino a un'oretta fa era ancora visibile, un'oretta e mezza diciamo, era ancora visibile. E questa è la fine che farà il nostro Sole. E mentre le stelle più massicce le cose saranno diverse, perché le stelle più massicce esploderanno veramente, daranno vita alle supernovae. Questa stella qui, questa esplosione del nostro Sole sarà una stella novae, cioè una stella di piccola massa che appunto esplode. Mentre le stelle di grande massa, non so, 3, 4, 5 volte in su il nostro Sole, daranno vita alle supernovae. Rimettiamo il nostro orizzonte, ritorniamo al cielo attuale e vediamo se riusciamo a vedere una supernova. Quella che hanno visto i nostri antenati cinesi. Si trova nella costellazione del Toro. Zoomiamo
guardate come la forma è diversa. Non ha una forma regolare, si sta espandendo molto velocemente e ha una forma ellittica. La stella che è esplosa, che non è questa che c'è qui al centro, ragazzi, questa non è la stella, ma è il gas illuminato dall'esplosione, da quello che c'è all'interno. E questa stella è talmente forte, la sua esplosione, che è stata vista per diverso tempo anche di giorno e per diversi mesi è durata appunto la luce di questa stella. La sua distanza è di circa 6-7 mila anni luce, se non ricordo male, sì, 6.000 anni luce. Gli astronomi cinesi l'hanno vista nel 1054. Questa si chiama M1 perché è il primo oggetto che Messier aveva catalogato e si trova nella costellazione del Toro. Questa, per poterla osservare, occorre qualche piccolo telescopio, se volendo si può fotografare, non è complicata anche questa, è molto bella. Questa nube è molto grande, non è detto che fra qualche milione di anni possano nascere delle nuove stelle. Quando questa nube si riaddensi, si possa riaddensare almeno in parte e far nascere nuove stelle. Prima vi ho detto che il nostro Sole è una stella di seconda generazione, cioè nata dalla morte di un'altra stella. Qualcuno mi chiede com'è che sappiamo questo. Ebbene, perché gli elementi più pesanti di cui è fatta la Terra, i pianeti e lo stesso Sole, cioè di cui è composto il Sole, gli elementi più pesanti intendo dire quelli superiori all'elio, tipo l'idrogeno, il ferro, l'oro, l'uranio, quegli elementi che abbiamo qui non possono nascere all'interno delle stelle, se non quando le stelle esplodono, che le temperature e le pressioni sono talmente elevate da riuscire ad aggregare gli atomi e formare materia più pesante. Perciò se noi vediamo in una stella che ha degli elementi di ferro, per esempio, o di altro materiale più pesante, o a dei pianeti che hanno appunto del ferro o uranio, sappiamo che questo materiale è arrivato dalla morte di una stella. Come ho detto prima, nulla si distrugge, tutto si trasforma in una frase storica, non mi ricordo di chi, ma ormai l'abbiamo fatta nostra. Avete visto la morte di una stella, la nascita, dove nascono le stelle, e avete visto anche una città, le città delle stelle, possiamo chiamarle così, non è una maniera corretta, ma giusto per rendere comprensibile un po' a tutti. Adesso ci spostiamo un attimino fuori dalla nostra galassia, perché tutto quello che noi abbiamo visto finora è all'interno della nostra galassia, e andiamo a vedere cosa c'è fuori dalla nostra galassia. Fuori dalla nostra galassia, naturalmente, qualcuno mi dice ci sono altre galassie, certo, vediamole. Io richiamo una galassia che è visibile anche a occhio nudo. Se siete in un cielo molto buio e in zona naturalmente non illuminata fuori dalla città, e in questo periodo, quando fa molto freddo, questa galassia è visibile anche a occhio nudo. È l'unico oggetto visibile, oltre alla nube di Magellano che si trova nell'altro emisfero, visibile a occhio nudo, la galassia di Andromeda. Guardate quanto è bella, contiene circa 300 miliardi di stelle, è una galassia ellittica, più antica della nostra, molto più grande della nostra, ha delle galassie satellite, guardate qui, che gli ruotano attorno, e questa galassia fa parte, assieme alla nostra, del cosiddetto gruppo locale, perché come le stelle, come il Sole ha i pianeti, ha un insieme di corpi che ruotano attorno alla stella principale, che è il nostro Sole, come le stelle tendono ad aggrupparsi fra di loro, anche le galassie tendono ad aggrupparsi fra di loro e a formare degli ammassi di galassie. La nostra galassia fa parte del cosiddetto ammasso locale, dove ci sono, così chiamato ammasso della Vergine, dove ci sono appunto un po' di galassie,
e Andromeda fa parte di questo ammasso fa parte di questo gruppo qui, una galassia molto grande, e questa galassia si sta avvicinando alla nostra, anzi noi probabilmente siamo attratti da questa galassia perché siamo un pochino più piccoli, e fra qualche miliardo di anni ci scontreremo e ci fonderemo formando una galassia sicuramente più grande. Niente di catastrofico, saranno strappati i pianeti a varie orbite, difficilmente le stelle si scontreranno perché, anche se non sembra, fra una stella e l'altra gli spazi sono e le distanze sono talmente grandi che possiamo essere attraversati dalle stelle senza avere grosse conseguenze. Niente di strano che magari ci scontriamo con qualche stella e finiremo chissà dove, insomma. Sto zoomando un pochino per avere magari qualche particolare, se è visibile. Guardate, queste sono nubi di polvere che ci oscurano le stelle. Il nucleo naturalmente è qualcosa di spettacolare. Qui a fianco abbiamo una galassia satellite. Nuclei delle galassie, tanto qualcuno lo chiederà, nei nuclei delle galassie abbiamo, quando vi ho detto prima, le stelle più massive, tre cose, ma le stelle molto grandi quando esploderanno si trasformeranno in stelle di neutroni oppure in famosissimi e ormai sdoganati buchi neri, quelle stelle, gli oggetti esotici così strani che finalmente dopo tanti anni e tante ricerche siamo riusciti a fotografare. Buco nero, e se noi andiamo a vederlo non lo vediamo perché è nero, ma in realtà è una stella talmente massiccia, talmente pesante, talmente ha una gravità talmente forte che neanche la luce dal suo interno riesce a fuggire. Perciò, come vediamo questo oggetto, vediamo gli effetti che ha attorno, e perciò attorno a questo anello nero vediamo questa materia che gli cade dentro e che poi scompare, che va ad accrescere appunto questo famosissimo buco nero, qualcosa di fantastico che ancora non riusciamo a capire esattamente. Abbiamo capito cosa succede fino a un certo punto del buco nero, oltre non sappiamo ancora andarci. La fisica che conosciamo sicuramente non è più in grado di spiegarci cosa accade. Bene, se io vi ho fatto una piccola carrellata di quello che è il cielo di stasera, gli oggetti visibili, vi ripeto, tra i pianeti abbiamo Urano, Marte, Giove e Saturno che sono già tramontati, la galassia di Andromeda visibile anche a occhio nudo, la nebulosa di Orione, M42, Sirio, la stella più luminosa del nostro, che fa parte del cane maggiore. Orione, il cacciatore, non può non avere il cane che gli sta appresso, insomma. Il cane maggiore. Sirio è una stella doppia, non ve l'ho detto prima ma ve lo dico adesso, ha una compagna, Sirio B, che gli ruota attorno, ed è variabile per questo motivo, perché quando la stella gli passa davanti la luminosità di Sirio varia leggermente, e gli antichi questo lo avevano già visto o l'avevano notato. Ogni 10 anni varia questa luminosità. Vi ricordo il fenomeno che la congiunzione che avremo il 21 di dicembre di Saturno e Giove. Vi invito a osservarla perché è qualcosa di fenomenale. Io concludo qui, spero che vi sia piaciuto. Come prima diretta non lo so, se è andata bene ne rifaremo qualche altro. Ciao a tutti, per la notte dei ricercatori dall'Associazione Astronomica Nuorese, Tommaso vi saluta. Ciao.